dicembre. Il difficile fronte del lavoro con le aziende in crisi, l'avvertenza Maus di Campodarsego è approdata in regione. Fumata grigia, forse addirittura nera. Nessun passo in avanti per l'avvertenza Maus del confronto convocato a Venezia al tavolo di crisi della regione. Sentiti nell'ordine primi i lavoratori, poi l'azienda, l'incontro si è concluso con un faccia a faccia mediato tra le parti. Non trapela per ora granché. I sindacati preferiscono riferire ai lavoratori convocati in assemblea per martedì, ma l'accordo sarebbe lontano. Da 2 settimane gran parte dei 40 dipendenti dell'azienda di Campodarsego, specializzata nella produzione di grandi macchine utensili, sono in sciopero. Il nuovo amministratore delegato, arrivato in azienda 2 mesi fa, ha infatti firmato un piano di mobilità che prevede il licenziamento di 14 persone. E quindi questa è un'altra delle ferite aperte nell'occupazione della nostra regione. Parliamo anche di esportazioni, perché anche qui c'entra l'occupazione e parecchio, in questo caso dei beni agroalimentari, il formaggio asiago. Il consorzio, pensate, compie 40 anni, proprio nell'anno che si sta per concludere, ha dovuto fronteggiare anche varie crisi, portando in alto il formaggio, ma in questo caso la paura arriva da Mr. President Trump con i suoi dazi. Questo è l'asiago DOP, è l'asiago d'allevo, ovvero è il prodotto che si sta stagionando, un prodotto della montagna. Su questo non ci sono dubbi, lo si sente dai profumi di fieno che escono da queste forme. C'è da spiegare che The Asiago fatto tarocco negli Stati Uniti non è questo asiago. Lo sanno molto bene i produttori delle lobby americane che vorrebbero tanto imporre dazi, e lo stanno facendo, ed è molto importante quindi capire perché dopo 40 anni il Consorzio di Asiago ha tutto l'interesse di proteggere questo meraviglioso prodotto che non è solo un formaggio, ma ha dentro la montagna, ha dentro i malgari, ha dentro le persone che ci lavorano, c'è un cuore qua dentro che batte. Il Consorzio dell'Asiago da 40 anni lotta su 2 fronti, quello interno per garantire la qualità da parte dei produttori, che sono poi i primi ad essere interessati a questo aspetto, e all'estero sia per posizionare il marco, sia per difenderlo dai falsi neppure troppo d'autore, visto che l'Asiago è probabilmente uno dei formaggi più contraffatti al mondo, a cominciare dagli italiani emigrati ovunque, Francia, Stati Uniti, Sud America, che per decenni hanno tentato di appropriarsi del nome senza offrirne neppure lontanamente le caratteristiche, esattamente come accade per il Parmesan. E ora l'incubo dei dazi di Trump su ben il 4% delle esportazioni. Intanto Trump dobbiamo farglielo assaggiare e quindi lì si convincerà subito. Però Trump risponde a delle logiche, delle lobby di produttori caseari americani, produttori soprattutto di tarocchi che scimmiottano un po' il nome delle nostre produzioni DOP, e purtroppo questi dazi ci penalizzano tantissimo. Vorremmo che le istituzioni sia nazionali che internazionali, a partire dalla comunità europea, ci dessero una mano, perché veramente rischiamo di perdere un mercato che è il mercato più importante a livello globale. Trump non si vive di solo cheddar, mi raccomando. Grazie per averci seguito e una buona serata.